Provato, amareggiato, confuso ma fiducioso per l'esito finale della vicenda. E questo lo stato d'animo del presidente della provincia regionale di Agrigento Eugenio Dorsi, coinvolto, come si ricorderà, in un'indagine giudiziaria della Guardia di Finanza. Il governatore della provincia è indagato per l'ipotesi di reato di truffa, peculato, concussione e abuso d'ufficio. Io ho avuto una sorta di arresto psicologico per le vicende di cui sono protagonista. Continuo a dire, ribadisco, e non è una frase detta così tanto per... Io ho massima fiducia allo Stato, massima fiducia alla giustizia, massima fiducia ai magistrati e alla procura, non fosse altro che io mi sento un uomo dello Stato. Sono dei passaggi che devo superare, spero di superarli, spero di convincere chi deve giudicarmi della mia totale estraneità, poi saranno loro a decidere se sono galantuomo o se sono disonesto. In ogni caso ho ampia fiducia. Questo mi ha impedito un po' di riprendermi. Io a 53 anni non conoscevo un avvocato, non conoscevo un giudice, mi ritrovo sotto processo e sicuramente è un colpo per uno che era cresciuto pensando e ritenendo che la sua prima attività fosse quella dell'educatore. La vicenda, sottolinea Dorsi, ha rallentato l'impegno e l'operatività del suo programma elettorale. L'obiettivo principale rimane comunque la realizzazione dell'aeroporto di Agrigento ed il presidente si mostra fiducioso per il futuro, ricordando che molti ostacoli burocratici sono stati superati brillantemente. La provincia di Agrigento tutto quello che ha potuto e dovuto fare lo ha già fatto, financo i soggiorni dentro una tenda. Oggi Lombardo ha un impegno, l'impegno con la provincia di Agrigento di metterci i soldi e di dire alla politica questo è un aeroporto che sa da fare. Noi siamo speranzosi perché abbiamo fatto veramente tutto, abbiamo trovato gli imprenditori privati, abbiamo trovato i finanziamenti, abbiamo trovato il sito tecnico della cui positività del luogo parla e risponde anche lo stesso Urriggio. Non daremo allo Stato di darci alcun denaro, ci metteremo pure nelle condizioni di pagare il passivo nei primi 3 anni per i Vigili del Fuoco, per la torre ENAV e per tutto quello che concerne la passività, dopodiché non credo più che possiamo fare altre cose.